Presidente Dalbò, com'è nata questa progettualità che vede un collegamento e una collaborazione sempre più stringente tra imprese e mondo della scuola? Buongiorno, la domanda verte su questa donazione di 5 macchine utensili di cui la scuola, l'ITIS Galileo Galilei di Conegliano, come istituto tecnico e come istituto professionale aveva bisogno per rinnovare e ristrutturare i propri laboratori. Il tutto nasce appunto dalla difficoltà della scuola nel dare l'offerta formativa adeguata ai giovani studenti che si stanno preparando per affrontare il mondo del lavoro, per quel che riguarda appunto tutto l'aspetto della metalmeccanica e della produttività, e come Confartigianato non potevamo sottrarci a questa richiesta, dal momento che rappresentava una vera e propria chance per i giovani nel acquisire competenze e tecnologie innovative nel momento in cui le macchine sono diventate obsolete. Quello che è importante, secondo me, dal mio punto di vista, sottolineare è questo, che a fronte di un consolidato rapporto tra Confartigianato e scuola nel voler far conoscere i nostri mestieri e nel promuovere i ragazzi verso le nostre attività, è stata la risposta che abbiamo, e quindi dicevo, nell'ordinarietà, nel consueto, nel consolidato che si è venuto a creare in questi anni. La novità è stata la straordinaria risposta che c'è stata nelle imprese che hanno contribuito a donare questi 5 torni al laboratorio macchine utensili della scuola. Quindi questo è solo l'inizio di un percorso, e approfitto dell'occasione per fare un appello anche alle aziende, a tutte le aziende del territorio, per continuare a ristrutturare, ad aiutare la scuola a ristrutturare e a preparare i laboratori nella dovuta maniera per affrontare le sfide nuove del mercato che sta venendo avanti.